È sempre così, tu fai una cosa per anni e anni, la dai per scontata, a volte sei persino insofferente di farla, poi all'improvviso te la tolgono e soffri, desideri di rifarla, desideri di riaverla, soprattutto capisci quanto era importante per te. È una di quelle cose che sanno tutti, banali, un luogo comune, però è vero. Del resto Aristotele diceva che il luogo comune è esattamente là dove sono le cose. E dunque dopo 15 mesi ho ripreso a recitare a teatro. Lo dico francamente, non è che avessi bisogno di privarmene per capire quanto ci tenevo, però l'occasione per pensarci su non è da buttare. E allora ho pensato a questa specie di prodigio a portata di mano che si rinnova ogni sera, che avviene se ti ci applichi, se ci lavori, se ti affatichi, quello che definirei l'arte della ripetizione. Lo spettacolo è lo stesso, ma tu devi ripeterlo ogni sera. E dato che per il pubblico è la prima volta, anche tu devi farlo come se fosse la prima volta, con lo stesso stupore, con la stessa sorpresa. Anche quando non sei ispirato può capitare, anche quando sei stanco e può capitare, persino quando non ne hai poi tanta voglia di farlo e può capitare, devi farlo in maniera convincente, devi farlo con lo stesso successo della sera prima, ti devi ripetere. Tu non è che puoi uscire fuori e dire al pubblico scusate, io stasera non mi sento tanto bene, però vi giuro che ieri l'ho fatto bene. Il pubblico può anche essere gentile e dire ci fa piacere che l'hai fatto bene, ma adesso facci il piacere di farlo bene anche per noi. Insomma, tocca farlo bene comunque, con la stessa dedizione, lo stesso gusto con il quale il panettiere sforna il suo pane ogni notte. La ripetizione non è una condanna, è una sfida, è arte, forse. Forse l'ho ripetuta un po' troppe volte, no, dico sta storia della ripetizione, l'ho ripetuta un po' troppe volte. Quanto è bella Udine!